In Spagna la situazione si fa sempre più drammatica, come dimostrano gli ultimi dati. Sentiamo in diretta il collegamento il nostro inviato Gianmarco Sicuro. A te Gianmarco. Ed è appena uscito il bollettino odierno in attesa dei nuovi dati italiani che escono, come sappiamo, alle 18. La Spagna raggiunge l'Italia a 110.000 contagi, 10.000 morti, 950 vittime nelle ultime 24 ore ed è il dato peggiore in assoluto per la Spagna. Pesante anche i dati economici diffusi dal Ministero del Lavoro. Dal 12 marzo ad oggi nel paese si sono persi 900.000 posti di lavoro. Una situazione veramente complicata, ma adesso una storia positiva che arriva dalla Navarra, una zona nord della Spagna, dove in una casa di riposo non ci sono contagiati, e questo grazie al sacrificio di chi ci lavora. Vediamo il servizio poi lì nello studio. I nostri anziani avevano paura, ogni giorno vedevano le notizie alla TV e quindi abbiamo deciso di chiuderci qui con loro, racconta David. E da quando ci siamo isolati qui siamo tutti negativi. Tutti? Tutti, sì. Todos. David è il direttore della casa di riposo San Girolamo a Navarra e da 15 giorni lui ed altri 15 lavoratori non lasciano mai il posto di lavoro e così questa residenza per anziani si è trasformata in un fortino isolato dal mondo. Ora sono tutti tranquilli e vederli così ci riempie di gioia. 4. Grazie ai video di David vi facciamo entrare dentro uno dei luoghi più protetti ed isolati di Spagna. Nel paese un quarto dei circa 10.000 morti sono ospiti delle case di riposo. In molti casi gli anziani sono stati abbandonati dai dipendenti delle strutture. Al San Girolamo invece si vive felici e protetti dal virus. Non me lo aspettavo, lo apprezzo tanto, dice commossa questa signora. Mi sta toccando il cuore, aggiunge quest'altra ospite. David ci presenta Vicente. Oh, che si vede, dice sorpreso. Questo è grandioso, ci ha sorpreso tutti, ci sentiamo protetti, continua. Buona fortuna a te, conclude Vicente, e se dovessi passare un momento brutto, che sia breve e che tu sia felice come noi. Europa